Amiche e amici di Guarda che Stella, in questo numero sport e vigilia dell'evento estivo per eccellenza, il preliminare dell'Udinese in Europa League, direte voi. No, cari miei, Guarda che Stella, il Ferragosto, tutto da vivere. Allacciate le cinture, si parte! Presenza quest'oggi ad Imponza per quanto riguarda gli amici di Punto e Virgola di Rivignano, sta di fatto che siete in tour dappertutto. È vero, oggi abbiamo portato un po' di Rivignano anche qua nelle nostre montagne del Friuli, sono al seguito in forma privata, diciamo come amica sportiva, bravissimo, con il centro estivo, con la Punto e Virgola, e per il secondo anno ci regalano questa bellissima trasferta, questa bellissima gita al seguito dei giocatori dell'Udinese. Ho visto che i ragazzi hanno risposto alla grande entusiasmo, va detto, all'ingresso dei giocatori e dei dirigenti in campo. Insomma, Rivignano porta quello spirito sportivo e non di friulanità nel mondo. Assolutamente sì, noi ci troviamo bene dappertutto e questo è il vero spirito dei rivignanesi e dei friulani. Oggi ci sono tantissimi bambini del centro estivo, ma devo dire che ci sono anche tanti grandi, e papà, mamme, nonni al seguito, quindi vuol dire che insomma è trasversale e riguarda tutte le età. Cosa dobbiamo dire ancora? Cos'altro dobbiamo dire? Una bellissima giornata, il contesto è bellissimo e buon divertimento e forza Udinese. Punto e virgola capo. Certo, assolutamente. Grande risposta da parte dei bimbi e anche dei meno bimbi. Certo, buongiorno a tutti. Innanzitutto qui quest'oggi la Punto e Virgola ha portato ben 100 bimbi a vedere l'Udinese. È stato davvero un grande successo, l'incontro con i giocatori è piaciuto a grandi e piccini e quindi insomma un'altra giornata indimenticabile con l'Udinese Calcio. Poi va detto lontani dalla canicola, quello è l'importante. Infatti, quindi siamo qua al freschetto, quindi non ci manca davvero niente. Senta, cosa dobbiamo aggiungere? Grande stagione per quanto riguarda il Punto e Virgola, un po' come l'Udinese, no? Certo. Partita in sordina, poi alla fine avete ottenuto la vostra Champions. Assolutamente sì, e continueremo, speriamo sempre così, da settembre con l'avvio di nuovi corsi e nuove attività, naturalmente firmate Punto e Virgola. E poi va detto, vi allargate sempre di più? Assolutamente sì, continueremo con i nostri centri estivi e le nostre attività da settembre e speriamo insomma di dare sempre qualcosina in più per i nostri bambini di Rivignano, Teor e Pocenia. Senta, ci sarà anche un centro invernale? Ma al momento non è previsto, però su richiesta potremmo fare anche questo. Soprattutto andare a sciare. Ma certo, oppure le partite la domenica, insomma, qui a vedere l'Udinese. Tiziana Cosmi è il team manager del Punto e Virgola, no? L'anima e corpo di questa associazione è dappertutto. Insomma, siete venuti a vedere l'Udinese, avete fatto una grande stagione pure voi e un'estate 2013 da incorniciare. È stata un'estate assolutamente indimenticabile, abbiamo potuto portare avanti questo progetto del centro estivo Funcation, di cui abbiamo anche parlato in una puntata in apertura, ed è stato veramente qualcosa di straordinario, perché quello che è partito come in classico centro estivo, man mano durante il mese si è trasformato in una vera festa ricca di entusiasmo e con la partecipazione di tantissimi bambini e famiglie molto felici di tutte le nostre attività e le nostre proposte. Ecco, Punto e Virgola a capo? E soprattutto lettera maiuscola, perché in ogni momento noi ricominciamo alla grande tutti i nostri progetti. Ecco, soprattutto va detto che i bambini hanno risposto bene, non solo i genitori, ma in particolare i bimbi hanno risposto. I bimbi hanno risposto benissimo, qualcuno stamattina abbiamo anche nominato capo ultra e ha guidato la tifoseria qui ad Arta Terme, assistendo all'allenamento dell'Udinese, abbiamo fatto tutti i cori, tutti i balli, gli applausi, è veramente una giornata entusiasmante, è un grande successo per Punto e Virgola. Ancora una volta viene da dire, insomma, c'è più gusto a partecipare ai vostri camp. C'è più gusto, c'è tanta soddisfazione, c'è tanta voglia di stare insieme e c'è qualcosa che secondo me in Punto e Virgola è straordinario, che è tanta voglia di cooperare. Anche oggi insieme ai ragazzi stessi, insieme a tutti gli amici e simpatizzanti che ci hanno accompagnato, c'è stata una stretta collaborazione, insomma ci sentiamo qua più come una grande famiglia che come un'associazione che porta un servizio a qualcuno. Siamo un grande gruppo, una grande famiglia e ringraziamo tutti quanti hanno voluto credere ancora una volta in un progetto. Il Comune di Rivignano sempre presente quando c'è da fare solidarietà, sport e tempo libero? Esatto,
A Rivignano abbiamo circa una cinquantina di associazioni, perciò che vanno dal volontariato alla cultura, allo sport, e automaticamente anche noi come giunta comunale e io come consigliere comunale di Rivignano con delega alle associazioni siamo molto impegnati a seguire tutte queste associazioni. È un paese molto vivo, come oggi ad esempio ho voluto organizzare in collaborazione con la Punto e Virgola, la New Generation e l'Udinese Calcio questa seconda uscita ad Arta Terme per vedere l'Udinese al lavoro per la preparazione del campionato della Coppa UEFA. L'anno scorso siamo stati... Avete portato bene, dai. Abbiamo portato bene, esatto. Speriamo quest'anno di fare un bel risultato, magari di andare un po' più avanti anche in Coppa UEFA. Va detto che, mi permetta di sottolineare, va detto insomma che i ragazzi hanno risposto subito alla grande, perché li ho visti smontare dall'autobus, sono scesi dall'autobus con una grinta tutta rivignanese. Sì, molto, questa trasferta, questa gita fatta ad Arta Terme a vedere i nostri giocatori dell'Udinese è stato molto apprezzato l'anno scorso, e quest'anno i bambini con un entusiasmo hanno voluto ritornare in gita qua ad Arta Terme. Poi oggi andremo anche a visitare il Museo della Guerra a Timau, dove ci sarà un signore che è praticamente che gestisce il museo, che spiegherà tutte le foto che ci saranno nel museo e tutti i reperti storici dell'epoca, che sarà una cosa anche culturale per i nostri ragazzi. Ecco, per concludere possiamo dire insomma non solo associazionismo ma qualcosa di particolare. Esatto, non solo associazionismo ma anche la Punto e Virgola come associazione lavora nel fatto di fare sia divertire i ragazzi ma anche di fargli imparare, fargli apprezzare lo sport e anche la cultura e la storia del nostro Friuli, che è una cosa molto, molto importante. Ecco. Stagione 2013 che diciamo estiva sta andando a ponente, cosa si aspetta dall'autunno? Dall'autunno, a livello politico... Intanto si inizia ufficialmente col comune nuovo, no? Sì, logicamente il 1° gennaio 2014 il comune di Rivignano e il comune di Teor cesseranno di esistere e nasceranno il comune Rivignano Teor. Logicamente sarà un comune più grande, più forte, con grandi prospettive, iniziative anche per tutte le associazioni, voglio dire, in particolare anche per dargli una bella rinfrescata anche alle nostre vie di Rivignano e Teor, che da un po' di anni sono state anche un po' abbandonate, nel senso che non c'erano abbastanza contributi per fare certi lavori pubblici. Comunque non saremo come nuovo comune soggetti al patto di stabilità, automaticamente potremo lavorare con più serenità. Ecco. Senta, applicherete un 4-4-2 oppure un 5-3-2 con libero staccato? No, noi ci ispiriamo al modello udinese con il 3-5-1-1. Dal 10 al 16 agosto non prendere impegni. L'alternativa enogastronomica, culturale e turistica del clou estivo si chiama Guarda che Stella. Tradizionali festeggiamenti di Ferragosto accomunati dallo slogan Guarda che Stella, come occasione di scoperta e riscoperta delle eccellenze dei territori di Rivignano e Teor, siano esse in campo naturalistico, enogastronomico, musicale e di spettacolo. Speciali serate di degustazione con i ristoratori e le cantine del territorio, accompagnate da spettacoli artistici e musicali. La notte di San Lorenzo sarà possibile partecipare all'osservazione del cielo e delle stelle. L'evento coinvolge il neonato comune di Rivignano Teor e le sue frazioni ed è realizzato in collaborazione con le uscenti amministrazioni comunali. L'anno scorso la cena paesana di solidarietà a favore degli amici dell'Emilia, colpiti dalle 2 scosse sismiche di maggio. Per la rubrica Rewind, ecco cosa accadde quella sera. Correva l'anno 2012.
L'amministrazione comunale di Rivignano, in collaborazione con l'associazione Il Cerchio della Vita Onlus, ha organizzato nell'ambito della Kermesse Ferragostana Guarda che Stella un frico per l'Emilia, cena di beneficenza a favore del comune amico di Vigarano Mainarda, colpito dal terremoto. Alla fine della serata sono stati raccolti 6.300 euro. Parole di Alessandro Berselli, volontario della squadra comunale di protezione civile di Vigarano Mainarda. Siamo venuti in rappresentanza dell'amministrazione comunale accompagnati di altri due volontari, Rivaroli Claudio e Tosatti Alberto. Abbiamo pensato, grazie all'invito che ci ha fatto il comune di rappresentarlo, di venire qua questa sera, conoscervi, ringraziarvi per quello che avete fatto. 6.300 euro sono stati raccolti, è un grande gesto, è una somma abbastanza consistente. L'amministrazione sarà in grado certamente di sapere come andranno destinati questi fondi. Un ringraziamento grandissimo, penso di farlo, a nome di tutti i volontari di Vigarano che hanno gestito un campo nel nostro comune per oltre 2 mesi. Grazie di cuore. Una goccia del mare proprio per dare speranza a un futuro immediato. Condivido quello che hai detto pienamente. L'unione fa la forza. L'unione fa la forza e quando il bisogno aiuta gli italiani ci sono, e in special modo i cittadini di Rivignano sono stati in aiuto ai cittadini vigaranesi. Grazie. Quanto state operando adesso nelle vostre zone? Ma nel nostro comune attualmente abbiamo chiuso il campo, sono passati centinaia di volontari tra quelli locali di Vigarano e gli altri comuni della provincia. Sempre lì 024, la protezione civile si distingue anche per questo. Sì, è proprio così. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima.